Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per il video di oggi ho deciso di fare una tipologia che ho già portato nel canale diverse volte, ossia l'home tour. So di averlo già fatto ben 2 volte per quanto riguarda la casa Milano, che vi è piaciuta veramente tantissimo, sia qui che su TikTok, ma questa volta ho deciso di farla per un'altra casa, ossia quella in Sardegna, ovvero dove mi trovo adesso. Infatti per le vacanze di Natale ho deciso di scendere qualche giorno in Sardegna per venire a trovare la mia famiglia e dato che abito da poco in questa casa e che mi piace veramente tantissimo, come anche a tutti quelli che ci vengono, ho deciso di mostrarla anche a voi in questo video. Premetto che questa clip la sto registrando qualche giorno dopo, perché quando ho registrato quelle in cui vedrete la casa ero un po' malaticcio, quindi non potevo farmi vedere, ed è per questo che adesso ho la voce e lì non tanto. Però questo non è un problema. Spero tanto che vi possa piacere e vi lascio direttamente alle clip. Prima di tutto questa è la casa da fuori, è molto grande ma ovviamente non è tutta nostra perché è divisa in due, la parte di sotto è nostra, la parte di sopra è del proprietario di casa. Appena si entra questo è quello che si vede subito. Allora, partiamo subito dalla destra, in cui abbiamo un divano, così a isola, bellissimo, e la stufa a pellet, che è la salvezza durante l'inverno. Quando siamo entrati in questa casa non c'era questo divano, ma l'abbiamo cambiato perché per 2 persone quello che c'era precedentemente non andava assolutamente bene. Come vedete la casa è tutta addobbata per Natale, quindi ve la beccate così in questo caso. Quindi niente, c'è il divano, la stufa pellet, qui abbiamo messo questo albero di Natale, ma quando andrà tolto ovviamente dopo le festività abbiamo intenzione di mettere due mensole per eventuali cose che mia mamma possiede dentro i mobili ma che vorremmo esporre. Girando qui abbiamo una porta in vetro che solitamente è chiusa e che porta alla zona notte e al bagno, mentre qui alla sinistra abbiamo la cucina e in questo angolo c'è la televisione con altre cose natalizie che vabbè, di solito ovviamente non ci sono. Vi faccio vedere una panoramica della cucina ed eccola qui, è molto semplice, molto moderna però, tutta sulla tonalità del grigio e del bianco. Io la trovo davvero bellissima ed è la prima cosa che mi ha colpito quando sono entrato in questa casa. Allora, appena entriamo troviamo subito il frigo con questa super collezione di calamite di un po' tutto il mondo, perché mia mamma ovviamente fa la collezione, e a fianco troviamo la prima colonna con il forno microonde e il forno normale, anche se il forno microonde non lo utilizziamo perché l'abbiamo, cioè già ce l'avevamo prima di entrare in questa casa, quindi utilizziamo quello lì. Poi al centro della sala c'è il tavolo, è abbastanza piccolo però per due va più che bene. E poi troviamo, vabbè, una pianta, alcuni soprammobili sempre molto attuali nella casa, il forno a microonde, il lavandino e vabbè, è una classica cucina con gli elettrodomestici, il bimby, la piastra per abbrustolire il pane, ed ecco, è molto semplice però sinceramente mi piace davvero tantissimo. Passiamo poi alla zona notte che, come ho detto prima, di solito è chiusa con questa porta in vetro. Ciao, mi vedo anche io. E niente, questo è quello che si vede appena si passa questa porta, quindi questo comodino super vintage perché l'abbiamo ristrutturato io e mio padre perché era di mia nonna di tipo 90 anni fa, e qui abbiamo messo questa sedia perché non lo so perché, così. E qui c'è uno spoiler del bagno. Però prima del bagno passiamo alla camera da letto di mia madre. Allora, questa è una prima panoramica della camera da letto, è veramente grande ed è tutta sul tono del bianco, a parte il letto che era nero ma adesso lo stiamo facendo rivestire perché lo volevamo nuovo. Subito alla sinistra dalla porta abbiamo questa cassettiera sospesa con uno specchio sopra, le diverse foto della famiglia e uno specchio intero. Successivamente a destra questo mega armadio con 3 ante gigantesche super spaziose, la finestra col balconcino, il letto e questa specie di cornice gigante che è fatta in cartongesso, è attaccata al muro ovviamente, e che così per spezzare un po' i colori, i due comodini e basta. Questa è veramente molto semplice, mia mamma è molto minimalista, quindi
Niente, questo è quanto. Alla destra invece c'è la mia cameretta che però ovviamente essendomi trasferito a Milano viene utilizzata come uno sgabuzzino per le diverse cose, quindi non ve la farò vedere perché è veramente tanto incasinata. Passiamo direttamente a quello che è il bagno. Il bagno è una delle parti più apprezzate di questa casa, subito a partire dall'inizio, perché tutti vedono questa parete così sbrilluccicosa e dicono ma che è? Ed è semplicemente tonda perché dietro c'è la scala di quello che abita a fianco, che è a chiocciola. E niente, questa è la panoramica del bagno, veramente grandissimo, nessuno se l'aspetta, ma è veramente grandissimo. E eccolo un po' qua. Allora, subito quando entriamo, come ho già detto, c'è questa parete super brillante e nella parete a fianco abbiamo semplicemente i sanitari che vabbè non importano a nessuno. Poi abbiamo la parete con il lavabo con due cassetti veramente fighissimi e questo lavandino che cioè è tutto in vetro e mi piace veramente tantissimo. Spostandoci troviamo un muretto con tutti i profumi e quant'altro e la lavatrice. Subito a fianco troviamo la mega doccia, raga, veramente ci stanno 10 persone dentro, veramente gigante, a noi piace tantissimo. Un altro mobiletto per le nostre cose per il bagno e basta, questo è quanto. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo di seguirmi sia qui che sugli altri social se ancora non lo fate. Spero che la casa sia stata di vostro gradimento, noi abbiamo cercato di renderla il più piacevole possibile, diciamo. A noi piace veramente tanto. A questo punto direi che posso salutarvi e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!